L'obiettivo della Regione è avere un elenco specifico con nome del locatore e quant'altro. Per quanto riguarda invece il Comune di Venezia, l'obiettivo su cui abbiamo voluto sensibilizzare l'assessore CONER e la Regione Veneto è anche di capire catastalmente di chi è la proprietà. Regione e Comune uniti in controlli attenti, puntuali e continui agli alloggi in locazione turistica. Il primo vertice tra i rispettivi assessori competenti, Federico Caner e Paola Mar, c'è già stato nel giorno in cui la nuova legge regionale che regola il settore ha implicitamente ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri. Al centro un settore in pieno boom a Venezia, ma oramai anche a Mestre, così come in molte altre città turistiche. La Regione ha l'obbligo di registrazione Istat e al Comune sono demandati i controlli. Per noi è più facile controllare con i dati catastali. Quindi abbiamo chiesto alla Regione, chiaramente sarà possibile aggiungere questo. La nuova norma regionale introdurrà tra l'altro un codice identificativo, grazie al quale sarà possibile contrastare più efficacemente chi non è in regola. Già da tempo il Comune è impegnato in un'attività di controllo che a volte anche grazie alle segnalazioni dei cittadini ha portato alla luce situazioni illegali. Dalla nuova legge regionale se lo affitta via web una pesantissima multa dal punto di vista della pubblicità non corretta, che va dai 6.000 ai 20.000 euro, che non è che se ti beccano una volta prendi la multa una volta, se ti beccano la seconda prendi la stessa multa, quindi voglio dire è molto chiara. E poi dal punto di vista della mancata comunicazione dei dati alla questura, al penale. Ma il dibattito in città è anche sulle case affittate regolarmente ai turisti. Il loro aumento del 20% ha diviso le opinioni. Se per Cafarsetti significa maggiori introiti per il comune dalla tassa di soggiorno, per il gruppo 25 aprile significa anche meno abitazioni disponibili per i veneziani. Innanzitutto noi siamo stati i primi a combattere l'abusivismo, se non erro, quindi forse meno 20% i posti per i veneziani, però diciamo che forse 360 case le stiamo restaurando, case pubbliche sfitte, le abbiamo censite e restaurate e le restituiremo ai veneziani.